Siamo a Magomatas, questo che state vedendo è un accampamento che dovrebbe trattare 80.000 tonnellate di fanghi di depurazione fognaria che arrivano dal resto d'Italia. Il camion Transisole, che ha ovviamente varcato insieme all'altro il mare, il Tirreno, per arrivare sino in Sardegna, sino a Magomatas, sta scaricando i fanghi putridi di depurazione fognaria provenienti dalla Campania e dalla Puglia. Tutto questo sino a quando non si accorgono della mia presenza. Vedete l'escavatorista sulla sinistra con la tuta bianca che a un certo punto si accorge della mia presenza e annuncia: c'è una macchina che sta fotografando. È in quel momento che arriva un responsabile, guardate, non ha capito quello che gli è stato detto, guardate la maschera che indossa, una maschera per episodio nucleare, guardate, si accorge, scappa, corre, avverte tutti di lasciare i mezzi e di mettersi al riparo dalla macchina fotografica. Guardate, lo vediamo a rallentatore, guardate la maschera che indossa, quella che si usa per incidenti di ben altra natura. Guardate, si avvicina all'escavatorista che gli dice e che gli ribadisce: c'è una macchina, dall'interno stanno facendo fotografie. A quel punto il responsabile, pare essere il responsabile del cantiere, guarda, si rivolge, si ripara dal sole che ha in controluce, si accorge che c'è effettivamente qualcuno che lo sta riprendendo e incomincia subito con lo scatto a correre per annunciare a tutti, chiedere a tutti di mettersi al riparo. Ecco l'escavatorista che sta scendendo dal suo mezzo a sinistra. In quel momento tutto il cantiere viene di fatto fermato, bloccato. Le ruspe e gli scavatori restano con le benne sollevate, come vedrete tra un attimo. Ecco la scena ancora più ravvicinata di quello che sta avvenendo, e questo dimostra davvero l'agire che contraddistingue questo tipo di azione che si sta svolgendo all'interno di questo che non posso chiamare impianto, di fatto un accampamento che deve trattare 80.000 tonnellate, cioè molte di più di quante la stessa Sardegna produce. E guardate dall'alto i mezzi che si sono fermati, gli escavatori con le benne sollevate e i camion che si preparano a lasciare appunto Magomatas. Ecco il primo camion che avete visto scaricare, che attraversa, loro non possono vedermi, che comincia a percorrere le strade verso la 131. A quel punto dovranno scegliere se andare verso Olbia o verso Cagliari. Il percorso è tortuoso, pensate, ogni giorno camion di questa portata che attraversano quelle strade per portare rifiuti in Sardegna. Un fatto di una gravità assolutamente inaudita, con tanti silenzi, molte omissioni, nessun tipo di controllo su quello che sta avvenendo, in Nuraghe che si staglia su questo agguato alla Sardegna e ai sardi. I due camion si stanno dirigendo verso la 131, in questo momento stanno decidendo evidentemente se prendere la nave a Olbia o a Cagliari. Hanno ovviamente dei contatti con i vertici che gli indirizzano di punto in bianco. A questo punto si sono già però accorti della presenza della mia macchina alle loro spalle. E da questo momento cercheranno in tutti i modi di dissuadermi dal seguirli, da capire appunto il loro percorso. Ma hanno svoltato per Cagliari e qui inizia appunto il percorso che li porterà verso Cagliari, sino a quando però uno si sposta e arriva a Villanova Forum, lascia il rimorchio parcheggiato nascosto dietro un distributore abbandonato e scappa via con il trattore. Ed ecco quello che sta avvenendo qui. Io lo riprendo, faccio anche un prelievo di fanghi, avverto le forze dell'ordine e la missione per scoprire questo nefasto attacco alla Sardegna finisce qui per adesso.